Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Questa è l'ultima puntata, l'ultima tavola, si chiama Tavola Oro perché è ricca di questo scintillio dorato. Abbiamo i nostri ospiti già seduti, abbiamo Claudio Greco, abbiamo Gemma Altimari, Giampaolo Chiappetta e Alberta Celestino. Io sono sempre Rosanna Mortati, metto queste tavole per voi. Questa è proprio ideata direttamente io, è una tavola che io utilizzo ogni tanto perché mi piace mischiare questi stili. Il bon ton, abbiamo detto nelle precedenti puntate, è cambiato, non è né meglio né peggio. Una volta si metteva a tavola il servizio completo, il servizio prevedeva non solo il piatto fondo, il piatto piano, poi le zuppiere, poi c'erano le coppe da zuppa, il piattino della frutta, il piattino del pane, addirittura il portauovo. Questo servizio di piatti che io ho messo oggi per voi è un servizio non antico ma abbastanza vecchio da essere regalato per le nozze alla sorella della mia mamma, quindi la mia zia, la quale che ha 91 anni, la quale poi ne ha fatto dono a me quando mi sono sposata, quindi diciamo i suoi anni ce l'ha. È un servizio completo, ripeto, con coppette, coppine, zuppiere, ne ha 3 o 4, poi piatti da portata e poi addirittura il portauovo, perché pare che nei nostri paesi, almeno la zona ionica, si usasse all'epoca dei nostri nonni chiudere, niente di meno, il pranzo con un uovo sodo. Cioè me lo hanno raccontato, non so se sia vero, però questo servizio di piatti ha anche l'uovo sodo. Io lo descrivo un minuto, descrivo quello che c'è in questa tavola perché è veramente un mix di stili, è un mix di antico e moderno, un mix di colori dove predomina, abbiamo detto, un po' l'oro. Dico la provenienza. Allora, abbiamo il servizio di piatti originale antico. I tovaglioli sono dei tovaglioli interamente fatti a mano, con anche il pizzo fatto a mano, e poi a me come sempre piace molto mettere questi segnaposti che sono in realtà dei braccialetti, li uso per tutte le mie tavole, quindi invito a chi piace insomma ad imitarmi. Poi ci sono invece questi portapane sono moderni, nuovi, diciamo che sono anche in commercio quest'anno nei negozi di casalinghi un pochino più forniti, più eleganti, e poi ci sono queste tovagliette. Allora mi piace descrivere questa tavola perché richiama veramente la mia famiglia. Queste tovagliette sono fatte con una stoffa tessuta a mano che era della mia suocera, la quale probabilmente non era neanche dei tempi di mia suocera, ma insomma doveva essere anche precedente, e poi è stata ricamata con un filo grosso che richiama un pochino il piattino del pane. Le posate sono posate non antiche ma vecchie, e sono posate, credo che vengano da un paese asiatico dove si usa molto l'ottone e il legno, mentre queste da pesce sono posate della metà dell'Ottocento che io ho acquistato. Argento e avorio, dovrebbe essere avorio in base alla descrizione, ma potrebbe anche essere rosso, dico la verità, non ci giurerei. Ma è avorio africano o asiatico? Dobbiamo andare a chiedere questo, dobbiamo andare a chiedere, io l'ho comprato in Scozia, Edimburgo. Certo, io rimango qua seduto, lo voglio sapere. È un po' difficile. Altrettanto un po' orientaleggiante è questa fascia che ho messo al centro, che è una fascia misto seta velluto. Quest'anno si va il velluto, si va molto il velluto, va di moda, e quindi ho voluto utilizzare questo. Andiamo a descriverla insieme a voi. Adesso abbiamo detto che tutto è buonsenso, quindi la posizione delle posate, abbiamo detto, è in ordine di
Consumazione delle pietanze, cioè se arriva prima una zuppa, all'esterno mettiamo la zuppa e man mano che arrivano le altre pietanze le accompagniamo, diciamo, le pietanze con il giusto posizionamento delle posate verso l'interno. Ripetiamo rapidamente che il coltello, la lama del coltello va sempre verso il piatto e va sempre all'interno. Chi vuole descrivere questa tavola? Claudio. Un pochino, chi vuole? Claudio. Intanto Claudio. guarda, siccome Lo approfitto so. c'è un gioiello, quindi lo metterò, lo indosserò. Molto carino, molto estretto forse. No, però si allarga, Claudio. Ah, si allarga. Devi avere la Sì, buona sì. volontà e la Ma io pazienza, ma si allarga. Sono rude nelle cose. Sì, vengo tu poi sei a un dire, vero "Oh, macio." Sì, molto macio, diciamo. Comunque, devo dire, mi rifaccio alla tavola tipo quella di Gemma, quella di Alberta, siccome, ripeto sempre le stesse cose, siccome sono molto mediterraneo, no? E allora, come ho detto altre volte, mi piace il Natale, vedere il Natale, quindi queste tavole piene. E mi piace il rosso, oro raffinato assolutamente, però mi piace questa tavola allegra, fantasiosa, minimalista. Mi piace pure il minimalismo, però io a Natale amo quel tipo di tavola, quindi io la trovo anche questa un po' fredda come Questa tavola. potrebbe essere una tavola della sera di Capodanno. Questa potrebbe essere quella sì, di Capodanno, importante. ma anche a Capodanno la vorrei più ricca, no? Un po' più simbolo. ricca. Quindi trovo che è una tavola elegante, però manca sempre quel pizzico di fantasia, di creatività, ma soprattutto di calore. Calore, Di calore. direi. Elegante è elegante, però la trovo un po' fredda. per Anche me. questa tu la trovi un po' fredda, benissimo. Gemma, come la trova questa tavola? Sicuramente elegante, anche ricercata, come può essere una bella tavola preparata per una bella cena. Non sappiamo che è Natale. Dall'oro non si vede che è Natale, dici? L'oro tu lo utilizzi anche in altre occasioni, Beh, sì, potresti? d'oro in realtà il runner è un runner che va bene, no? In tante circostanze, i piatti pure, le tovagliette pure, anche i bicchieri non mi sembrano eleganti, molto eleganti. Sì, anche Il simbolo è diciamo, l'unico simbolo veramente natalizio è l'oro delle candele del centro tavola, direi. Sì, Io non lo l'oro- utilizzerei l'oro in un delle- altro momento, né l'oro- queste candele né questo centro tavola. Sì, per quanto mi per riguarda. come contamino io, contamino moltissimo, allora ci può Sì. stare che usi anche, però è un'opinione personale, cioè vedo una gran bella tavola poco natalizia. Io chiedo a poco Giampaolo natalizia. invece, se avessimo messo tutti i piatti rossi per queste puntate di Natale saremmo stati comunque all'altezza di dare dei giusti No. consigli? No, non credo che sia non è questo il vero motivo. No, ma è importante rispetto anche dire alla questo. diversificazione, cioè fra Certo. Natale ed altre festività, non lo credo proprio. Io credo invece, Rosanna, anche perché io ti conosco anche io da un po' di tempo, certo. e devo dire la verità, che sia nell'altra tavola che abbiamo commentato in un'altra puntata, Quella che minimalista, comunque, Perla. quella minimalista Perla, e sia in questa c'è uno stesso filo conduttore che è rappresentato dalla eleganza, perché obiettivamente sulla eleganza ti ricorderai che nel momento stesso in cui è stata predisposta io ho usato l'espressione, ho detto che sciccherie, perché effettivamente è elegante la tavola e c'è ben poco da dire. Non richiama il Natale, non richiama la festività del Natale così per come l'abbiamo commentata, perché per quello che ci riguarda, ma credo un po' anche per tutta l'Italia, il Natale vuol dire altro, vuol dire affettuosità, vuol dire calore, vuol dire non una cosa, come dire, una cosa diversa rispetto a quella che è la tradizionalità. Aveva detto bene Alberta che questa potrebbe anche essere utilizzata per il Capodanno. 31, Perfetto. per Capodanno, È perché è importante. importante. E l'altro filo Ricca. conduttore rispetto anche all'altra tavola, Rosanna, che cos'è? È questo mix sapientemente messo insieme fra moderno e antico. Anche lì ricordo che tu dicesti che c'era Abbiamo messo una
tovaglia molto esatto, antica, molto antica di e che Organtis dà di l'idea della eleganza rispetto anche a quello che poi naturalmente rappresentava, così come anche adesso tutto ciò che hai descritto amabilmente è molto elegante. L'ultima chicca, che è la tua caratterizzazione rispetto a questa cosa, è questo braccialetto che anche io naturalmente apprezzo molto, così per come l'ha detto. Questa è proprio una cosa che io, da cui non so separarmi. Assolutamente sì. Non so separarmi neanche dalla mia collezione di bicchieri, Belli, sono questi bicchieri, uno diverso dall'altro, infatti che rappresentano poi il vero segnaposto, perché saranno tutti diversi. Io dovunque vado, in tutto il mondo devo dire, poi vi dirò, dal Giappone all'Africa, al Sudafrica eccetera, io compro un bicchiere, uno. In Giappone ho trovato solo un bicchiere, in Cina non ho trovato neanche un bicchiere. In tutta la Cina io non ho trovato un bicchiere tipico della Cina o che comunque fosse decorato. Nei negozi più forniti vendono i nostri semplici bicchieri bianchi di vetro, eccetera, perché loro usano invece le cose di ceramica. Quindi in Cina non c'è stato, non sono riuscita a trovare. Si può fare anche una tavola con la ceramica, no? Certamente, certamente. Ma noi parliamo di tavola, certo abbiamo detto Natale con Rosanna Mortati, però noi parliamo delle festività. Assolutamente sì. Quindi quale migliore occasione? Per esempio mettere una tavola in ceramica, tutta in ceramica, magari rustica o magari raffinata, secondo che ceramiche abbiamo, che porcellana abbiamo. Assolutamente È vero? Ma in questo caso, siccome stiamo parlando della tavola di Natale, certamente, è molto certamente. mirata la cosa, diciamo. È mirata e noi vogliamo dare proprio i consigli a chi è a casa, alle nostre amiche, ma anche ai nostri amici, insomma, adesso i papà, i mariti partecipano molto, i bambini, è una cosa che a me piace, l'idea dei bambini che aiutano a mettere la tavola e aggiungono il loro pupazzetto, certo, non è questa, però poteva essere quella di Gemma, dove c'era una varietà, una varietà, perché poi ognuno, che bello, che belle le differenze, che bello che ci piacciono cose diverse. No, io sì, vado un po' all'eccesso, per esempio a me il minimal mi piace moltissimo, poi naturalmente abbiamo detto anche i motivi per cui è necessario anche a volte mettere una tavola, che poi andremo a ripercorrere adesso a fine puntata, perché chiudiamo e andiamo a riassumere un pochino quello che abbiamo detto in tutte e 5 le puntate, quindi dalla mise en place sono venute fuori, dal commento della mise en place sono venute fuori invece le regole del bon ton, quindi quello che è opportuno fare, quello che è opportuno evitare, tenendo conto dell'evoluzione del bon ton, che ripeto non è né migliorato né peggiorato, è cambiato, perché sono cambiate le nostre esigenze, il nostro modo di vivere. Abbiamo amici vegani, abbiamo amici che possono avere per esempio la celiachia, oggi si sa, ieri non si sapeva, quindi insomma sono cambiate alcune cose. C'era maggiore tolleranza. Certo. No, io dico che c'è oggi maggiore tolleranza. No, era una battuta sì, perché oggi diciamo c'è un pochino un po' e poi secondo me sì, questo discorso va un po' ripreso. C'era meno fanatismo. C'era meno fanatismo, oggi c'è più tolleranza. Diciamo c'era più rispetto, però c'era il rispetto spontaneo forse delle regole, perché ce lo insegnavano da piccoli, per cui ci veniva un po' spontaneo. Oggi un pochino abbiamo rinunciato a educare i nostri figli, forse meglio a un'educazione un pochino troppo stretta e troppo rigorosa. Litigando con questo, Io volevo, diciamo, ecco, avete qualcosa da aggiungere, un parere su tutte queste... È una tavola eclettica. È una tavola eclettica. Allora, c'è la tradizione che nei piatti, nel tovagliolo, e in una parte delle posate, poi c'è... le cose orientali, qualche oggetto orientale. È una tavola un po' internazionale, questa viene dalla Francia, questo da Ginevra, quello penso anche da Ginevra, quello dalla Russia, insomma sì, assolutamente. Beh, Natale. Cosa no? Io volevo sapere un giudizio finale, secondo voi, ecco, chi mi vuole intervenire, quanto può essere stato utile per le persone che sono a casa questa trasmissione? Abbiamo dato dei giusti consigli? Ma come no, certo, consigli per tutti i gusti. Per tutti i gusti, certo. L'intenzione era questa, di dare consigli per tutti. È stata una trasmissione abbastanza un po' freddolina, nel senso che c'è l'aria condizionata accesa, quindi un po' di freddo fa,
però. Ma l'abbiamo riscaldata Era la noi. tavola, no? Che riscaldava molto. Esatto, Quindi c'era è stata la nostra un'esperienza compagnia. carina, ma per me è Sì. la prima volta, anzi ti ringrazio. Grazie Di a te, conseguenza è stata grazie a voi. un'esperienza veramente molto bella. Ci siamo Benissimo. divertiti. Dunque, adesso noi, i nostri ospiti e anche quelli delle tavole precedenti, devono attribuire dei pallini alle varie mise en place che abbiamo presentato. E mentre voi andate a verificare, a discutere su questa e su queste tavole che abbiamo messo, e quindi dare i pallini in base ai 4 criteri che leggeremo alla fine, di nuovo io vado a ripercorrere, quindi voi potete procedere con il giudizio su queste mise en place e io vado a ripercorrere invece quello che abbiamo detto nelle varie tavole. Dunque, per esempio, per la tavola della caccia è venuta fuori l'attenzione, quindi verso chi si invita. L'attenzione verso l'ospite è importantissima, bisogna accogliere, non solo ricevere, quindi accogliere le proprie esigenze, le esigenze dei nostri ospiti, andargli incontro, non metterli in imbarazzo. E per esempio è venuto fuori se e chi deve far presente per evitare che un menù sia sgradito all'ospite, chi deve far presente che il menù è di pesce, oppure se non mangio pesce, non mangio carne. Io ho detto che in genere è il padrone di casa che, se non conosce bene i gusti di chi ospita, deve così accennare a capire, a captare, quindi per captare i gusti deve accennare al menù. Se vado ad aggiungere, giustamente Giampaolo diceva, ma secondo me anche l'ospite, sì è vero, anche l'ospite, perché oggi ci sono delle problematiche come la celiachia, come anche delle ideologie, come il veganesimo, eccetera, che magari uno sa che quello ha sempre mangiato carne, oggi non lo mangia più, quindi è bene che anche l'ospite faccia presente, magari nel momento in cui è invitato, se non lo fa la padrona di casa o il padrone di casa, lo faccia l'ospite, così si evita di fare di incidenti diplomatici. Inoltre, se qualcuno non mangia il pesce, la padrona di casa non è che deve fare l'alternativa di verdura o carne solo per quell'ospite. A quel punto è opportuno che si crei per tutti anche un'aggiunta, per cui l'ospite può prendere o non prendere il pesce, però poi prendere alla carne oppure prendere alla verdura senza, diciamo, additarlo, quello non mangia pesce, facendo un menù che sia buono per tutti, da cui poi ognuno prende. Naturalmente è diverso il discorso del buffet, perché si presuppone che il buffet sia più ricco di portate, per cui il problema diplomatico non si presenterà, perché ognuno prende quello che gradisce. Cosa è venuto? Nel tavolo della caccia questo è venuto fuori perché c'erano questa bella tavola con i corni, e quindi il corno può un pochino diciamo essere sgradevole agli animalisti e anche ai vegani. Poi abbiamo analizzato invece, anzi prima del tavolo della caccia abbiamo visto il tavolo scintille. Nel tavolo scintille cosa è venuto fuori? È venuto fuori innanzitutto abbiamo analizzato il posizionamento delle posate, dei piatti, dei bicchieri, quindi come abbiamo detto prima le posate in ordine di portata di pietanza, dall'esterno verso l'interno, la lama del coltello sempre vicino al piatto e sempre rivolta all'interno, così come i bicchieri, il bicchiere più basso, quindi che consente poi che sia preso con facilità e che consenta l'impugnatura anche del bicchiere più alto dopo, è sempre in ordine di portata. L'impugnatura delle posate è importante perché l'impugnatura dà l'ordine, oltre che l'ordine delle portate e delle pietanze. L'impugnatura è, noi tagliamo con il coltello e il coltello viene tenuto a sinistra, a destra, quindi il coltello va sempre a destra, la forchetta va a sinistra. La stessa cosa sarà fatta per le posate da frutta, se ci sono, se no ci sarà il cucchiaio o ci sarà la forchetta ed è naturalmente rivolta a destra, cioè con la mano con cui noi impugniamo la posata stessa. Quindi il buonsenso e la logica è venuta fuori nel tavolo di scintille, così come è venuto fuori nel tavolo di scintille, tavolo scintille, che è il centro tavola, che sia una decorazione, che sia candela, che sia una composizione floreale, deve essere sempre bassa, perché deve consentire agli ospiti di vedersi e di parlarsi l'uno con l'altro.
Andiamo a vedere invece la tavola che è stata quella meno apprezzata dagli ospiti, naturalmente, perché parliamo di Natale, parliamo quindi di una tavola calorosa. La tavola perla era minimalista, la tavola perla è una tavola dove vige diciamo assolutamente il non colore, quindi tutta bianca, per quanto molto elegante, però ecco, è stata giudicata poco adeguata al Natale. Ma anche qui è venuto un motivo di discussione importante. La mia premessa personalissima è che la tavola perla è la mia preferita in assoluto. Evidentemente io amo molto questo stile, adesso diciamo, si è evoluto il mio gusto verso questo, però non sono qui per dire il mio parere personale, semmai per giustificare una tavola così, diciamo, algida. Ma vado a dare la motivazione però, perché la motivazione c'è. Allora, se una cena, se un menù prevede dei piatti importanti e soprattutto l'impiattamento di piatti, abbiamo uno chef importante in cucina, abbiamo invitato per fare un regalo ai nostri ospiti qualcuno che sappia fare e non scimmiottare gli impiattamenti. Attenzione a non scivolare in questo errore nelle case di impiattare quando non siamo molto capaci di impiattare, ma l'impiattamento è i colori del vino, i colori di quello che noi serviamo, qualunque cosa, vanno serviti in una tavola assolutamente priva di colore, perché dobbiamo colorare la tavola, i piatti con le pietanze, con i cibi, quindi per far risaltare la preziosità di quello che andiamo a servire. Penultima tavola, abbiamo analizzato la bellissima tavola Gemma. Gemma, una tavola di estremo calore, di estremo gusto natalizio, veramente molto molto natalizio, e lì è venuto fuori il discorso della presenza o meno di bambini durante una cena formale, non una cena natalizia, che noi siamo qui anche per dare consigli un pochino più generali, ed è venuto soprattutto fuori il discorso se è opportuno o meno in una cena formale che ci siano animali. Ecco, abbiamo il mio parere, naturalmente tutti concordano, e me compresa che adoro gli animali, che se una cena e un pranzo è in famiglia o amici cari che già conoscono e amano il padrone di casa, e quindi quando dico il padrone di casa, la famiglia, includo anche gli animali, nulla da dire perché già sanno. Ma se una cena è con persone che non conosciamo e se è formale, non si può dire io a casa mia è così e quindi ve la sorbite così com'è, ma bisogna sempre evitare, quindi dog sitter, baby sitter, sala del fumo, per non diciamo dare fastidio a nessuno, ma perché si svolga la cena senza distrazioni dagli ospiti, senza distrazioni, dover richiamare il cane e il bambino, o senza dover respirare necessariamente il fumo. L'ultima tavola è questa è una tavola, la tavola oro, una tavola estremamente, per conto mio, diciamo, ricca di tanti ricordi, di tanti stili, di un remix. Adesso il remix, parliamo tanto di remix nella musica, nella disco dance, nei DJ, ecco, mettiamolo pure a tavola, perché il bon ton si è evoluto anche in questo senso, e quindi può non essere piaciuta come, perché poco, secondo i nostri ospiti, poco natalizia, però è piaciuta per eleganza, è piaciuta per il calore che emanano alcuni oggetti di famiglia, e quello che è venuto fuori è naturalmente anche in questo caso che l'ordine e quindi tutti gli oggetti della tavola vengono opportunamente sistemati in base alla portata delle pietanze. Dunque, adesso siamo al momento di raccogliere i giudizi espressi in pallini. Se volete, ecco, i giurati se mi vogliono dare, sì. Così leggiamo il risultato finale di queste tavole che abbiamo messo per voi. Quindi avevamo cominciato con la tavola scintille. La tavola scintille ha ottenuto 57 pallini. Bene. Poi la tavola della caccia ha ottenuto 68 pallini, la tavola perla 56, la tavola gemma 79, la tavola oro 62. E su questi
che sono i giudizi espressi in maniera, diciamo, le abbiamo abbondantemente discusse, le tavole, però adesso un giudizio sintetico. Andiamo a chiudere questa serie di puntate dove vi abbiamo presentato delle mise en place adeguate a queste feste, in particolare alla tavola natalizia, sperando di esservi stati utili, sperando di aver dato dei consigli, di avervi anche un pochino divertiti, perché comunque i nostri ospiti sono stati, oltre che sapienti giudici, sapienti discussant, anche spiritosi. E ci rivediamo presto. Dunque avrete una piccola sorpresa a chi piacciono a chi piace, chi ama queste cose, questo tipo di addobbo in particolare delle tavole. Se mi seguite su Facebook e su Instagram ci saranno delle piccole sorprese, andremo a pubblicare delle mise en place per voi. Grazie, buon Natale a tutti, grazie ai nostri ospiti e grazie ai nostri telespettatori. Grazie mille. Arrivederci.